Con il vice allenatore di AGSM Verona, Fabiana Comin, commentiamo questa sconfitta incredibile, un Verona che è rimasto sì in attacco per 90 minuti ma poi ha subito il gol in zona Cesarini. Diciamo che abbiamo visto il vero Verona nei primi 20 minuti, dopodiché si è andato sempre più a affievolire, senza fantasia, giocavano da singolo e non da squadra e abbiamo sofferto non poco in fase conclusiva. Adesso è veramente un campionato compromesso. Adesso di sicuro non possiamo più ambire a un campionato di vertice, dobbiamo fare le nostre partite e sperare che davanti qualcuno faccia un passo falso. Adesso sabato ci sarà la Roma, daremo il massimo, ma in settimana bisognerà un attimo trovarsi con la squadra e vedere bene che intenzioni hanno. Maria, difficile dare un commento su una partita terminata con questo epilogo? Sì, adesso mi sento vuota, senza parole, però oggi abbiamo incontrato questa partita purtroppo in un modo molto sbagliato. Non ci sono le partite semplici in questo campionato adesso, questo dobbiamo capire. Devo dire complimenti a Chieselis perché hanno giocato bene dal primo all'ultimo minuto oggi e non posso dire che meritavano la vittoria, però si deve fare gol per vincere una partita e non le abbiamo fatto oggi e mi dispiace tanto. Bisogna ripartire da Roma? Sì, certo, ancora pensiamo alla partita, certo, però no, subito lunedì dobbiamo pensare alla partita contro Roma sabato prossimo e dobbiamo ricominciare a lavorare, ma secondo me è più una questione della nostra mentalità, di come affrontiamo le partite. Stefani, difficile commentare una sconfitta del genere? Sì, una sconfitta che non è accettabile, abbiamo giocato malissimo e non va bene. Personalmente hai questa felicità che magari oggi si è un po' smorzata per la prima convocazione nella nazionale svedese? Sì, oggi non si pensa tanto di quello e fra una settimana vado lì e sono molto felice per questa opportunità. Cosa è successo? 90 minuti o quasi all'attacco e poi questo gol al 92esimo? Non so, dobbiamo analizzare questo, però abbiamo sbagliato più o meno tutto da minuto 1 e dobbiamo cambiare tante cose.